nazionale del liceo classico nasce in realtà appunto 9 anni fa da un'idea di un docente di lettere classiche di un liceo di Acireale, e con lo scopo di rilanciare gli studi classici che per un periodo di tempo, per motivazioni insomma di carattere un po' storico-culturale, erano andate diciamo assopite, dimenticate, per cui per rilanciare la cultura classica, diciamo le nostre radici greco-romane, si è pensato a questa notte nazionale, che è sicuramente una notte di festa, è un momento festoso, ma è un modo diverso di fare scuola. La seconda foto, che è quella scattata da me e Matilde, quella in basso sempre a sinistra, è una foto più, tra virgolette, tranquilla, calma, e questa pacatezza che riusciamo a percepire non si traduce in maniera positiva, bensì possiamo diciamo collegarla al sentimento del dolore. I ragazzi attraverso questa esperienza riescono a mettere in atto i loro talenti e mostrarli al pubblico e alle famiglie, ai docenti, per cui è sicuramente un momento gioioso, ma è allo stesso tempo un momento di fermento culturale. Traino un carro del sole e sono sempre accompagnato dalla mia lira. Io sono il dio del vino, il più grande alcolista di questo e dell'altro regno, ma soprattutto tutti i satiri mi amano e il nome è Dioniso. Io sono Afrodite, la più bella dell'Olimpo, dea dell'amore e della procreazione. Io sono Hera, figlia di Crono, moglie e sorella di Zeus, protettrice della famiglia e del matrimonio. Gli spazi dedicati agli studenti sono diversi, si spazia alla musica ma anche a studi di approfondimento piuttosto che esperienze progettuali che gli studenti hanno percorso durante l'anno scolastico. Questo qua è un po' morbido e dobbiamo usare, prima fai un puntino e poi tienilo, spessore uguale, e alza le mani alla fine, così esce la punta. E poi dall'altra parte orizzontale è uguale, tieni lo spessore uguale, più vai giù e il rotato diventa più grosso. Quando alza le mani esce dalla carta e quindi esce la punta. Pensieri in una notte quieta. 床前明月光， Davanti al letto risplende il chiarore lunare. 已射地上霜。 O forse prima che ricopre la terra. 九头望明月， Alzo il capo a contemplare la luna luminosa. 低头思故乡。 L'abbasso, pensando al paese natio. La locandina della Notte Nazionale nella sua 9ª edizione ritrae un colibrì che vola in alto, vola soprattutto sopra la sofferenza, e mi piace immaginare che nel volo elicoidale a forma di 8, quindi simboleggiando l'infinito e la voglia quindi di andare avanti, i nostri studenti possono essere in parte rappresentati come dei piccoli colibrì. Yes, this motion is in order. All those in favor, please raise your placard. All those against, this motion passes. Very well.